Benvenute colleghe e benvenuti colleghi a OPPV Academy, il podcast ufficiale dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, un nuovo canale dedicato interamente alla nostra formazione continua e all'aggiornamento professionale nei numerosi ambiti della psicologia. Siamo Luca Pezzullo E Fortunata Pizzoferro. e vi accompagniamo in questo viaggio alla scoperta di vecchi e nuovi campi della professione psicologica. In questo ciclo di podcast approfondiamo i temi emergenti che arricchiscono la pratica psicologica contemporanea, dalle nuove aree professionali in crescita all'impatto delle nuove tecnologie, passando per le implicazioni etiche e per le innovazioni metodologiche. Siamo pronti a ispirarci e arricchirci la nostra professione? Benvenuti alla tappa di oggi di questo viaggio insieme. Buongiorno, bentrovate a tutte le colleghe e i colleghi, sono Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine. Oggi nella nostra Academy incontriamo la collega Valentina Verzari. Benvenuta Valentina. Grazie mille Fortunata, è un piacere per me essere qui. Valentina Verzari è psicologa e psicoterapeuta, lavora da diversi anni nel settore dell'invecchiamento, è coordinatrice di diversi centri sollievo dell'area veronese. Per questo motivo abbiamo chiesto a Valentina di trovarci per questa chiacchierata insieme perché vogliamo esplorare il tema della psicologia dell'invecchiamento, cercando di approfondire le dinamiche di un settore in rapida espansione. Siamo ormai tutti consapevoli della rivoluzione demografica che coinvolge i paesi economicamente avanzati, con un aumento significativo della percentuale di popolazione anziana, e le relative sfide per la salute, la qualità della vita, gli aspetti economici, culturali e sociali. E quindi vorrei partire proprio da qui, Valentina. Ci descriveresti come la rivoluzione demografica sta influenzando la richiesta di interventi psicologici per le persone anziane? Sì, allora io potrei dare inizialmente una risposta molto banale, però uno dei fattori più determinanti è proprio il numero di richieste di interventi che viene rivolto. La cosa che forse è un pochino più interessante è che questa richiesta potremmo aspettarci che avvenga soprattutto in ambito patologico, no? Perché storicamente gli interventi per le persone anziane si sono concentrati e rivolti soprattutto nella cura, in particolare di situazioni ad esempio di decadimento cognitivo, ma in realtà questa crescita, seppur si osservi appunto anche in ambito patologico, non riguarda soltanto questo e secondo me è un punto davvero importante rispetto a quello che sta accadendo a livello demografico. La richiesta è aumentata un po' in tutti gli ambiti, da quello preventivo, come ad esempio la sensibilizzazione a tutta la parte di screening, no, quindi anche di provare ad indagare, ad esempio, come stanno le nostre abilità mentali, piuttosto che lavorare sul potenziamento cognitivo, quindi non quando cominciano ad esserci già le prime difficoltà, ma proprio per cercare di potenziare la nostra memoria, la nostra attenzione e anche il sostegno psicologico e la psicoterapia. Sempre più capita di prendere in carico persone che hanno un'età anche molto avanzata. Ad esempio, nella mia pratica clinica mi è successo proprio di recente di prendere in carico per sostegno una signora di 90 anni. Quindi diciamo che questo sicuramente fa vedere proprio come siano aumentate le richieste, ma siano aumentate anche gli ambiti in cui queste richieste avvengono. Poi mi piacerebbe sostenere anche con un po' di più di fermezza che, ad esempio, questo si osservi anche nei governi, nelle istituzioni sanitarie, che stiano, diciamo, riconoscendo sempre di più l'importanza della salute mentale anche, nelle persone anziane. Diciamo che qualcosina si è intravisto, però siamo forse ancora lontani rispetto appunto a quella che è la richiesta e il bisogno che sempre più sta emergendo. Mi faceva pensare quando hai detto che hai preso in carico una signora di 90 anni, uno dei, comuni stereotipi rispetto all'invecchiamento, molto spesso si dice che dopo una certa età le persone non possano più cambiare, no, che si cristallizzino anche rispetto alla loro struttura di personalità, rispetto alle abitudini, ai comportamenti.
E quindi volevo chiederti, parlando di stereotipi, quali sono i più comuni stereotipi sull'invecchiamento che hai incontrato nel tuo lavoro e in che modo li affronti? Allora, gli stereotipi in realtà coinvolgono tantissimi ambiti, partendo semplicemente anche da quello fisico, stiamo sempre di più andando incontro ad una cultura anti-aging, no? Se pensiamo anche ai prodotti che vengono pubblicizzati, riportano spesso questa dicitura, no? Come se fosse un qualcosa da evitare, da combattere, un qualcosa che quindi subito fa pensare ad una negatività che dobbiamo contrastare, ma ci sono tantissimi altri stereotipi che riguardano, ad esempio, il benessere delle persone anziane o appunto il loro funzionamento cognitivo. Forse uno proprio di quelli più forti, più marcati, è proprio quello che dicevi tu, cioè il fatto che dopo una certa età le persone non possano più cambiare, che siano incapaci anche di apprendere, e questo stereotipo, oltre, come dire, ad essere anche a non trovare riscontro poi nelle evidenze scientifiche che invece ci mostrano come sia possibile continuare ad apprendere ad ogni età, a cambiare, a mettersi in discussione, ma è anche molto rischioso rispetto al nostro lavoro perché rischia proprio a monte di metterci in una condizione in cui non ci aspettiamo che la persona che abbiamo davanti a noi possa effettivamente portare avanti quel cambiamento, e quindi anche nel nostro lavoro rischiamo di non favorire poi questo processo. Invece riuscire un po' a combattere questo stereotipo diventa fondamentale per poi promuovere e aiutare la persona a credere in questo. E altri stereotipi che comunque sono molto presenti, ad esempio quello che riguarda le funzioni cognitive, questo è molto radicato, e il fatto che appunto ci sia un'inevitabile perdita di memoria, di funzionalità, che in qualche modo tutti dovremmo andare incontro ad un decadimento cognitivo, o semplicemente quando magari abbiamo una dimenticanza diciamo: "Ecco, mi sta venendo l'Alzheimer". In realtà, ecco, non è una traiettoria inevitabile, e appunto, anzi, cominciare a prendersi cura di questa cosa ben prima, quindi stiamo parlando forse anche prima di quella che comunemente definiamo età anziana, ci permette di mettere in atto anche tutta una serie di strategie, favorire questi cambiamenti, questi nuovi apprendimenti, cambiando un po' quelle che sono anche le traiettorie di sviluppo che comunemente appunto si pensano nell'invecchiamento. Anche il valutare sempre l'età anziana come un'età di fragilità e di malattia, anche questo non aiuta sicuramente nel nostro lavoro, un po' per quello che dicevo prima, un po' perché appunto fa passare l'idea che necessariamente andremo incontro ad una condizione di decadimento, di malattia, e a vivere anche con una certa preoccupazione quelli che magari invece possono essere semplicemente dei cambiamenti, diciamo, fisiologici che avvengono con l'avanzare dell'età. Però, ci tengo, ecco, a precisare proprio il ruolo che questi stereotipi hanno sicuramente nelle persone, perché sappiamo che alla base la teoria è un po' quella che si tenda un po' poi ad agirlo questo stereotipo una volta che lo abbiamo interiorizzato, ma nel nostro lavoro di cura diventa fondamentale, perché se non crediamo noi per primi al fatto che invece le cose siano diverse, non riusciamo a fare un lavoro efficace con queste persone. Guarda Valentina, adesso io mi sentirò in colpa ogni volta che compro una crema anti-aging, Eh, in cui sono esa interiorizzato lo stereotipo, però penso che continuerò ad utilizzarle. Ma va bene, S questo è prendersi cura di sé. Senti, guardiamo l'aspetto positivo. Sappiamo che psicologi e gli psicologi possono contribuire efficacemente alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle problematiche legate all'anzianità. Ci racconti le tue esperienze sul ruolo dello psicologo nella prevenzione delle demenze, nel supporto ai caregiver e nella cura centrata sulla persona con demenza? Sì, allora appunto noi distinguiamo appunto questi tipi di prevenzione un po' anche rispetto all'obiettivo che hanno. Secondo me appunto, storicamente siamo sempre stati abbastanza forti
nella prevenzione terziaria, quindi nel ridurre l'impatto della malattia già una volta che è già presente, migliorare la qualità della vita. Questa è una cosa appunto di cui siamo a conoscenza da diverso tempo e per cui sono state fatte già diverse azioni. Pensiamo ad esempio in Veneto abbiamo la fortuna di avere i centri sollievo, che sono delle realtà veramente virtuose, che aiutano tanto nella gestione e nel migliorare la qualità della vita delle persone che si trovano ad affrontare la diagnosi di chi ovviamente si prende cura di loro. Secondo me pian pianino ci stiamo anche un po' rinforzando su tutto quello che riguarda anche la prevenzione secondaria, la prevenzione primaria, in particolare la secondaria come un po' accennavo prima, anche nella richiesta ad esempio di fare degli screening, di conoscere, così come magari possiamo farli in altri ambiti della nostra salute, e metterli in atto anche per esempio sul funzionamento cognitivo e quindi tenere un po' monitorato come stiamo, come sta la nostra memoria e ad agire tempestivamente, così come avere il diritto anche ad una diagnosi eventualmente precoce che ci permette di anche qui attuare tutta una serie di azioni che possono sicuramente avere un impatto poi nella qualità della vita di come poi eventualmente potrebbe svilupparsi la malattia. Sulla primaria siamo appunto in corsa, tutto quello che riguarda appunto l'educazione alla salute, la promozione di uno stile di vita attivo, perché sempre di più, no, è importante che passi il messaggio che l'invecchiamento fa parte di uno sviluppo e che non è che è una fase che inizia in quel momento lì e da lì quello che succede, succede. È anche tutto quello che costruiamo prima, per cui chi si occupa di invecchiamento deve poter parlare, deve poter rivolgersi non soltanto alle persone considerabili già anziane, ma agire molto prima e capire che tutta quella rete anche sociale, tutto cioè quel coltivare interessi personali, poi contribuiranno anche a un buon invecchiamento. E quindi queste sono, diciamo, le azioni che mettiamo principalmente in atto. Ripeto, su alcune siamo più forti, su alcune ci dobbiamo ancora un po' costituire, però io credo che nessuna azione debba andare trascurata e che, ripeto, dobbiamo partire sempre prima nell'agire. Quando hai detto coltivare gli interessi personali, il pensiero mi è subito andato a un periodo in cui è stato difficile per molti continuare a coltivare degli interessi personali, perché non era possibile incontrarsi, non era possibile uscire, non era possibile fare delle attività all'aria aperta. E quindi mi interesserebbe capire, secondo te, la recente pandemia da Covid-19 ha influenzato anche l'approccio al trattamento e alla prevenzione delle problematiche legate all'invecchiamento? E se è successo, in che modo? Allora sì, Covid diciamo che ha impattato nelle vite di tutti, però sicuramente in tutto quello che riguardava appunto le problematiche legate all'invecchiamento ha avuto un impatto veramente decisivo. Secondo me quello che ci si è presentato davanti, da una parte ci ha, resi ancora più consapevoli di quanto sia importante la presenza fisica, la presenza diciamo appunto anche in un'ottica più di struttura sociale che possa sostenere, ha veramente messo in luce, problematiche di isolamento che non è che prima del Covid non ci fossero, ma sicuramente qui sono state con il Covid si sono appunto rinforzate ancora di più e hanno fatto emergere veramente un bisogno importantissimo. Oltre al fatto che chi magari anche aveva avuto la fortuna, la possibilità di avere una costruzione, appunto di interessi e di rete sociale, se l'è vista in qualche modo sparire di punto in bianco, non sempre con magari la capacità di potersi riorganizzare. E qui diciamo si apre poi, secondo me, il secondo punto che se vogliamo potrebbe sembrare un po' contraddittorio rispetto a quello che ho detto prima, no, sull'importanza dell'essere in presenza, della relazione di cura, di anche tutto quella la parte di comunicazione che in qualche modo possiamo garantire di più
nel momento in cui siamo lì con la persona, però è stata comunque una svolta importante, che è tutto quello che riguarda gli interventi, chiamiamoli digitalizzati, gli interventi a distanza. Diciamo che lì per lì ci siamo tutti un po' trovati spaesati, perché era un settore che soprattutto forse qui in Italia, studi americani erano partiti per esempio già molto prima anche a pensare a questo tipo di interventi. Noi qui abbiamo fatto molta più fatica perché non eravamo pronti a pensare di trasformare tutto quello che avevamo costruito nel lavoro di cura in presenza in una modalità digitale che, oltre alla difficoltà, diciamo, ad implementarla, vedeva un altro grande ostacolo, ossia che le persone a cui ci rivolgevamo non avevano dimestichezza con questi mezzi, per cui ricordi insomma di gruppi fatti online un po' improvvisati, ma che in qualche modo doveva essere sempre il familiare lì, e poi problemi di connessione, insomma tanti ostacoli che ci siamo trovati davanti un pochino all'improvviso, ma che hanno permesso poi anche di quindi in qualche modo riorganizzarsi, pian pianino andare sempre di più a perfezionare questo tipo di interventi, tant'è che ancora oggi, dove insomma appunto siamo sicuramente in una condizione molto diversa dal lockdown, si stanno portando avanti e si sta riscoprendo proprio anche il valore e l'utilità in alcuni casi di questo tipo di interventi, anche per combattere quell'isolamento sociale. Chiaro che ci serviva forse un pochino più di tempo anche per riuscire ad aiutare queste persone a prendere confidenza con degli strumenti che non hanno fatto parte della loro vita per molto tempo. E invece parlando di una sottocategoria di persone che sono in questa fascia di età, cioè le persone con demenza, è cambiato qualcosa rispetto all'approccio alla cura dal 2020, dall'esplosione della pandemia ad oggi? Allora sì, ricalco un po' quello che dicevo prima, però sicuramente quello che si è osservato è che l'approccio di cura centrato sulla persona, che è un qualcosa appunto che abbiamo dovuto un po' ricostruire, ha preso sempre più piede. Io ricordo insomma all'inizio del lavoro in questo settore si parlava già di approccio di cura centrato sulla persona, quindi in qualche modo di allontanarsi un po' da una visione strettamente medica e organica della patologia, per invece ridare valore a chi è quella persona lì, che è una persona che non è un demente, ma è una persona che vive con una patologia e quindi non annulla poi tutta una serie di aspetti legati al suo essere persona. E appunto all'inizio eravamo davvero in pochi a parlarne. Quello che si è visto secondo me è che invece adesso è un qualcosa di molto più diffuso, di molto più conosciuto, si è molto più attenti appunto alla dignità, alla qualità della vita. Poi appunto anche tutto quello che riguarda gli interventi, cercando appunto prima parlavo anche di diagnosi precoce, so che ad esempio anche a livello istituzionale si sta lavorando molto su una telemedicina, su il fatto di poter intervenire in una fase molto, molto precoce della malattia, anche con altri tipi di supporto. Si sta lavorando appunto sull'accesso ai servizi, alle cure, per cui, insomma sicuramente anche nel lavoro con questa fascia di popolazione specifica delle cose sono cambiate. Chiaramente è più difficile in quel caso lì pensare ad una completa rivoluzione, diciamo, tecnologica, anche proprio per il bisogno che hanno queste persone di una vicinanza, di un contatto, però lo stiamo facendo ponendo veramente al centro il benessere e la qualità della vita della persona, quindi cercando di adattare il trattamento alla persona e non viceversa. E a fianco alla persona c'è anche il benessere delle persone che di lui o di lei si prendono cura, visto che comunque, diciamo un lavoro gravoso e impegnativo, quello di fare da caregiver per una persona anziana e ancor di più per una persona affetta da demenza.
Quali sono le strategie che si sono rivelate più efficaci nel supportare le famiglie e i caregiver delle persone anziane, ovviamente quando sono anziane non autosufficienti oppure affette da demenza? Sì, allora anche in questo caso diciamo che la strategia più vincente è stata quella proprio di riuscire ad ascoltare i reali bisogni di quelle persone, anche perché all'interno, come dire, della categoria dei caregiver abbiamo sia coniugi, che quindi diciamo sono persone che anche per età appunto sono più anziane, e invece abbiamo magari figli o altri familiari che hanno un'età diversa e una relazione e un vissuto completamente diverso. Quindi anche riuscendo un po' a volte a distinguere il tipo di intervento per queste persone, cercando di venire incontro a delle esigenze, pensando ad esempio ai figli che lavorano, che le classiche generazioni sandwich, no? Che magari si devono ancora occupare della loro famiglia, dei loro figli piccoli, e si trovano poi a doversi prendere cura anche dei genitori anziani, in questo caso anche aggravato dalla patologia. In questo non poteva in qualche modo il supporto che noi davamo a loro essere un ulteriore peso, un ulteriore impegno, un ulteriore quindi aggravamento di già una gestione delle dinamiche familiari molto complessa. E quindi anche qui, ad esempio, il supporto tecnologico è stato fondamentale, ma anche proprio appunto riuscire bene a capire quale fosse il reale bisogno. Anche perché ci sono persone che proprio si trovano in questa condizione e sono proprio a volte non vengono neanche informate minimamente di cosa sia la patologia. Ci sono altre persone che invece riescono ad avere maggiori informazioni e quindi possono avere più bisogno di un accompagnamento nella consapevolezza, nell'accettazione, e quindi in qualche modo di nuovo cercare di creare degli interventi che ascoltino davvero queste persone e non di nuovo proporre in qualche modo un pacchetto, un qualcosa di già strutturato, che però appunto a volte può non essere poi così importante in quel momento lì per la situazione in cui ci si trova. Guardando al futuro, quale direzione prevedi per il campo della psicologia dell'invecchiamento nei prossimi anni, considerando appunto l'evoluzione demografica di cui abbiamo appena parlato? Allora, proprio perché quello che abbiamo osservato è un aumento della richiesta in diversi ambiti, io spero che anche sempre più psicologhe e psicologi decidano di investire in questo ambito, e lo facciano con la consapevolezza che per lavorare in modo efficace è fondamentale formarsi in modo specifico. Di questo siamo molto consapevoli, ad esempio, quando per quei colleghi che lavorano con i bambini, no, che quindi hanno tutta una formazione specifica nell'ambito, a volte non usiamo la stessa accortezza anche nel lavoro con le persone anziane. Invece è un ambito che, proprio perché ci sono tantissime sfide emergenti, necessita di una formazione estremamente specifica ed estremamente adeguata. Poi dobbiamo imparare a confrontarci con diverse figure professionali, proprio perché dobbiamo riportare anche il valore del nostro ruolo, del nostro lavoro, e far capire proprio anche l'importanza e come può cambiare la qualità di vita della persona grazie al nostro intervento, ed essere quindi un pochino più determinati, anche per esempio a livello politico. Dicevo prima, non ci sono forse stati un grandissimo sostegno, diciamo, o comunque non di pari passo a quello che è stato l'aumento della richiesta, ad esempio per quello che riguarda le politiche, le iniziative anche che ci sono state, diciamo, più dall'alto, però è anche vero che spesso noi non siamo forse presenti in alcuni tavoli, in alcuni enti che permettano invece di valorizzare il ruolo che le psicologhe e gli psicologi dell'invecchiamento possono avere. Quindi diciamo che spero, forse più che prevedere, io spero che ci sia un po'
questa consapevolezza e questa tendenza che veramente può cambiare l'approccio di cura in modo molto efficace. E visto allora che è un ambito così in espansione e noi vogliamo farci trovare preparati, se ci sono delle colleghe o dei colleghi in ascolto che vogliono fare una formazione specifica per lavorare con le persone anziane, quali sono i temi e le competenze che tu consiglieresti di sviluppare in maniera prioritaria? Allora, sicuramente partendo un po' da quelle che abbiamo anche percorso adesso, sicuramente partire proprio dalla prevenzione e promozione della salute fino ad arrivare sia alla cura delle situazioni patologiche, il fine vita, però poi non dobbiamo dimenticarci di tutta un'altra serie di tematiche, forse meno standard in qualche modo, che riguardano ad esempio la gestione del pensionamento, che è comunque una fase molto, molto critica anche per alcune persone, la sessualità, la tecnologia, il cercare di fare esperienze anche in diversi contesti, no? Perché adesso, insomma, nel mio intervento non mi sono soffermata in tutti gli ambiti e tutte le realtà che si occupano di invecchiamento, però noi ci si occupa di invecchiamento a livello territoriale, a livello di realtà del terzo settore, in interventi diciamo più residenziali come può essere l'RSA, piuttosto che semi-residenziali, centri diurni, centri sollievo, a livello ospedaliero, quindi ci sono veramente tantissimi settori in cui si lavora con la psicologia dell'invecchiamento e riuscire quanto più a fare esperienza diversificata in questo, più riusciamo proprio anche a cogliere i diversi bisogni e le diverse necessità. Ovviamente questo non vuol dire, che questo è sempre un po' il rischio del nostro mestiere, diventare tuttologi, no, però comprendere veramente la complessità dell'invecchiamento è doveroso e ci permette anche quindi di capire e di avere un approccio integrato che sappia cogliere efficacemente i bisogni e in qualche modo anche indirizzare rispetto a quelli che possono essere i servizi più adatti per le persone che si trovano in quella fascia d'età. Grazie Valentina, ci hai dato veramente ottimi spunti in questa conversazione che voleva essere intanto una panoramica su un settore molto ampio. Intanto per chi vuole comunque cominciare ad approfondire, ricordiamo che nella nostra piattaforma di formazione sul sito dell'Ordine è presente il webinar del 2020, sempre con Valentina Verzari, dal titolo Anziani, un settore di intervento in costante crescita, dalla prevenzione al trattamento delle demenze. Quindi possiamo andare a rivederti nel webinar. Intanto ti ringraziamo per essere stati in nostra compagnia. Salutiamo la collega Valentina Verzari, saluto tutte le colleghe e i colleghi in ascolto e ci vediamo al prossimo episodio dell'Academy. Buona serata. Hai ascoltato una puntata di OBBV Academy. È stato un piacere condividere insieme le ultime novità e gli spunti di riflessione sul mondo della psicologia professionale. Lo scambio professionale e l'aggiornamento costante sono infatti i pilastri su cui costruire una pratica professionale efficace e responsabile. Siamo Fortunata Pizzoferro E Luca Pezzullo. Ti invitiamo a rimanere con noi per la prossima puntata del podcast e a esplorare anche i webinar di approfondimento che puoi trovare nella piattaforma di formazione digitale dell'Ordine, formazione.ordinepsicologiveneto.it. Continueremo a esplorare insieme le frontiere della psicologia professionale. A presto.